Di accendere i riflettori del Giro d'Italia sulla città di Treviso è qualcosa di davvero bello che ci riempie di gioia, di orgoglio e di responsabilità perché vogliamo che tutto vada nel migliore dei modi. Ci si attende un'edizione memorabile per il Veneto, per dirla con le parole del presidente Luca Zaia, per il Giro d'Italia 2022, che i sindaci come tutti gli italiani stanno scoprendo un po' alla volta. Ecco svelate le tappe che vedranno protagonisti i velocisti e l'ultima riguarda proprio Treviso. La carovana rosa partirà dalla provincia di Trento, attraverserà alcuni dei punti più suggestivi delle colline del Prosecco per arrivare infine nel capoluogo della Marca. Sì, oggi c'è stata l'ufficialità di questa bellissima notizia, tra l'altro nell'anno che vede Treviso città europea dello sport. Il 26 maggio ci sarà la tappa Borgo Valsugana-Treviso con l'arrivo in volata proprio nella nostra città. 146 chilometri che toccheranno Valdobbiadene, Pieve di Soligore, Frontolo, il muro di Cadelpoggio, poi Susegana, quindi Spresiano, Villorba e Treviso. Una nuova opportunità sportiva ed economica per la provincia trevigiana. Ringrazio ovviamente la Regione Veneto, il Presidente Zaia, perché nelle tappe venete che porteranno alla conclusione del Giro a Verona c'è anche questo arrivo di tappa nella nostra città e Treviso ha nel DNA il ciclismo con dei personaggi straordinari come Fausto Pinarello che sono poi l'anima di questo sport nella nostra città. Quindi adesso ci prepariamo, cominciano i sopralluoghi e tutti gli aspetti logistici per accogliere nel migliore dei modi questa straordinaria manifestazione che chiamerà a raccolta tutti i trevigiani proprio per tifare i ciclisti che parteciperanno.